Il presepe tradizionale in chiesa e fuori nel sagrato il presepe vivente con i parrocchiani attori per 2 serate. A Fontanelle il Natale si vive anche quest'anno grazie alla sinergia tra la parrocchia di San Nicola e il comitato Fontanelle Insieme, con in testa il parroco Don Andrea. Un'atmosfera di grande festa che ha richiamato anche ieri sera tantissima gente ad assistere alla novena a nord di Fontanelle, ad allietare diversi punti del quartiere le novene che si concludono questa sera in piazza Amagione, una delle zone più popolate. Parrocchia e comitato di quartiere da un lato e dall'altro lato il protagonismo civico di qualche commerciante hanno creato quello che è possibile vivere poco distante da Fontanelle, dove praticamente si ferma l'attenzione dell'amministrazione comunale. Ma Fontanelle insegna, come questa volta ancora, che serve davvero poco per non restare da soli a guardare senza aspettare la cosiddetta manna. La notte di Natale, canascino bambinello, canasci in mezzo alla paglia, calugo e l'asinello, canasci in mezzo alla paglia, calugo e l'asinello, andiamo insieme, la ninna ti voglio cantare.